Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta con la nostra prima edizione come ogni giorno. Tanta la cronaca, tanti gli ospiti che avremo qua in studio. Parleremo del congresso federale della Lega. Sta parlando in questo momento Matteo Salvini. Ieri abbiamo sentito Luca Zaia, poi riproporremo una parte dell'intervista. Andremo anche, se riusciamo, a farvi vedere l'inaugurazione del Vinitaly di quest'anno. Ci sarà anche presente il presidente Zaia. E l'avete visto, stiamo seguendo ora in diretta l'11° raduno degli alpini a Gemona. Noi ci ricolleghiamo con loro per seguire questa grande festa delle penne nere, poi torneremo in studio per trattare tutti gli altri argomenti. Io quindi cedo la linea nuovamente ai nostri colleghi che si trovano sul posto. Una gara ciclistica, ma siamo a raccontarvi qualcosa di particolare perché, come abbiamo più volte detto, la fiammella non deve mai spegnersi, la fiammella deve rimanere accesa e lo spirito alpino, anche attraverso queste cerimonie, deve continuare a mantenere le radici solide culturali per quanto riguarda il territorio. Allora, vediamo un po' di gente che sta ultimando la sfilata. Noi chiaramente adesso non possiamo interrompere l'uscita, però una battuta al volo, sì, no? Allora, andate bene. È andata bene, bellissima festa. Io vengo da Parma. Bene, bene. Siamo orgogliosi di far parte del Maidaur e del battaglione Gemona. Manteniamo il passo, eh? Manteniamo il passo, sì. Ho fatto il capogruppo io per 30 anni al mio gruppo, Varsi, della provincia di Parma, e sono orgoglioso di essere qui oggi. Grazie mille. Grazie a lei, buon raduno. Allora Filippo, se mi senti, ti ripasso la linea perché anche noi tra poco ti raggiungeremo in testa al gruppo per quanto riguarda insomma questi ultimi minuti ancora in diretta su TV12. A te la linea se mi senti. Speriamo di continuare sempre. Se non è pronto, però tra poco, perché lo vedo in lontananza, vedo che sta cominciando anche lui a raccogliere qualche passaggio, e esattamente di fronte a me, dall'altro lato, lungo questo serpentone che sta uscendo dalla caserma sta ecco, a te la linea, vai. lasciare, anzi sta lasciando, senza iniziando a lasciare la caserma qui di Gemona. Noi naturalmente ci accoderemo, non prima però di aver sentito un po' qualche altra storia, qualche altra testimonianza delle persone che si trovano qui. Buongiorno. Buongiorno. Da dove arriva lei? Vengo da Pavolo nel Frignano, in provincia di Modena. Ah, addirittura! Addirittura questa qua, quando vengo in Friuli, per me è la mia patria. È la sua patria nonostante sia modenese? Sì, perché è molto bello, molto ricordare dei tempi di uno che è stato la gioventù. Era a Pontebba, la 71esima compagnia. In che anno? 72 e 73. E che cosa ricorda di quel periodo? Di tutto, tutte le marce che abbiamo fatto, tutti gli amici ancora, tanti hanno posato lo zaino come dicono gli alpini, però ancora tanti che ogni tanto ci ritroviamo. Ma quindi lei dall'Emilia viene sempre qui? Qua, quasi tutti gli anni, io anche più a volte sono venuto a fare atti a Sappato, così, perché mi piace, anche adesso sono ingrassato, prima andavo molto bene a piedi, al Rifugio Calvi, al Pellarini, ho girato tanto. Quindi è diventata la sua patria, il Friuli? Per me è come l'Italia, capito, la nostra patria. Io quando vengo qua con i friulani ho tanti amici, come che sia a casa mia. Grazie. Che è una cosa molto bella. Io addirittura a casa mia ho fatto un monumento dedicato agli alpini a casa mia. Ah, sì. Ma è un giardino lei? Sì, ho la casa in campagna. Ho dedicato un monumento che ho fatto un ceppo grande che è lì col cappello alpino, ho fatto una maestà come intitolata Santa Lucia,
Poi io in più ho fatto un altro ceppo perché avevo preso su dei sassi del Friuli, ho messo lì su quel ceppo col Cristo, che c'ho il Monte Cimone da casa mia che si vede molto bene, l'ho messo rivolto al Cimone quel Cristo, così che risolva qualcosa. Speriamo. Beh, intanto buon rientro in Emilia. Diamo la pace noi del formaggio, del parmigiano reggiano, andiamo a vedere. Va bene, in tavola ci mettiamo sempre d'accordo tutti. Grazie e buon rientro a Modena. Avete sentito, prima abbiamo intervistato invece degli alpini che provenivano da Teramo. Vediamo un po', qui lei, buongiorno, da dove arriva? Sassuolo? Sassuolo, è indispensabile. Quindi anche lei, Emiliano, avete fatto una bella strada. No, va bene, merita per il battaglione Gemona, che è la migliore. Voi quando è che avete fatto? Quelli di prima, io l'ho fatto il militare, 66-67 Pontebba. Lei? Anch'io, 66-67 Pontebba, 69esimo compagnia, la Fulmine. Qua vedo Maranello, quindi lei Lui di Maranello, io Sassuolo. di Sassuolo, perfetto. E adesso quando è che ripartite? Andiamo via. Mangiamo con calma e poi partiamo. Poi andiamo via. La Ferrari è andata male un po' stamattina, mi hanno detto. Chi è che è andata male? La Ferrari è andata male. Siamo al Guardi, non Che l'hanno fuori a binari che... vabbè, e giustamente lui di Maranello, se non tifa lui per la Ferrari, vabbè, è colpa sua che se n'è andato, doveva stare vicino ai suoi. No, ma infatti ha fatto benissimo, grazie, buon rientro allora, arrivederci. Allora, quindi qui stiamo lasciando anche noi, tra l'altro eravamo proprio gli ultimi con questi amici di Sassuolo e di Maranello, gli ultimi a lasciare la caserma dove si è svolta la parte finale di questo 11° raduno. Ci avviciniamo, vediamo anche a questi signori, vediamo un pochino. Buongiorno, di dov'è? Buongiorno, Abruzzo, Teramo. Ah, di Teramo anche lei, perché siete un bel gruppo qua. Siamo un bel gruppetto, siamo saliti. Senta, lei quando ha fatto il militare? Tarvisio l'ho fatto. L'ha fatto a Tarvisio. Tarvisio nel 73. Beh, e anche lei è rimasto comunque legatissimo, nonostante siano passati 52 anni. Quando c'è quell'effetto, quelle cose, dopo ritrovo sempre un po', non è più come prima, però si va sempre avanti. Sono cambiate tante cose, effettivamente. Sì. Un po' di nostalgia. Le ferrovie, le cose hanno cambiato tutto su a Tarvisio. Perché prima era più difficile, dice, spostare. Beh sì, mi ricordo, ho avuto una convalescenza che sono stato all'ospedale di Udine, mi hanno riportato alla stazione, da lì ti rimandavo a casa, però cambiando il treno 4-5 volte il gesso è caduto tutto quanto. Quando sono tornato giù ho dovuto andare a piedi all'ospedale militare. Quante ore ci si metteva ad arrivare fino a Teramo da qui? Quasi una nottata e 2 giorni, quasi. Tu pensi alla tradotta che ha fatto da Tarvisio a Roma, quando c'era Leone, abbiamo fatto la sfilata a Roma, di notte ci faceva fare l'allenamento e poi perché faceva caldo. 4 giorni ci abbiamo messo da Tarvisio ad andare a Roma, 4 giorni. Allora, si è un po' accorciata l'Italia da allora. Leone dice il presidente Giovanni Leone. Giovanni Leone. Grazie, Ciao, allora, arrivederci. Sì, Giovanni Leone che era stato presidente della Repubblica, credo dal 1970 al 1978, poi era stato sostituito da Sandro Pertini. Noi ci siamo già visti con gli amici di Sassuolo, noi proseguiamo perché siamo rimasti un pochino indietro con tutto il gruppo che si sta spostando adesso nel luogo in cui poi verrà consumato il rancio. Andiamo avanti comunque e ripercorriamo al contrario la strada che abbiamo fatto all'andata, quando abbiamo guidato il corteo in testa con la fanfara che vi abbiamo fatto sentire. È una camminata che ci prenderà una decina di minuti ancora. Buongiorno, scusi, di dov'è? Modena. Ah, di Modena anche lei, siete? Sassuolo. Anche lei di Sassuolo, ma siamo rimasti... Siamo in un bel po', ci siamo qua di Sassuolo. Siamo rimasti gli ultimi. Ci siamo in 17-18.
di Sassuolo qua. Sì. Molti di questi erano nel Gemona. Sì, lei invece mi aveva detto... Io sono stato nel Gemona nel 66-67 a Pontebba, compagnia comando. E cos'è che si ricorda di più? Cos'è che le ha fatto più piacere, le fa più piacere quando torna? Guarda, tutti si lamentano del militare, io l'ho fatto benissimo, mi è piaciuto. Ero sempre in giro. Ma cos'è che le piaceva tanto? Tutto mi piaceva quello che facevo. Ho fatto il corso il corso roccia, ero sempre in giro, ero esploratore. Avevo il compito di aiutare gli altri. Ho capito. Ma poi quando è tornato a casa da civile che cosa fa? Quando è tornato a casa, finalmente è finita, dici, poi dopo invece... E invece poi si rimane sempre, perché lei cosa stava dicendo, si rimane sempre, una volta che si è alpini per sempre. Sempre alpini, non si nasce e si muore alpini. Certo, ma lo capiscono, e queste cose a Sassuolo le sanno? Certo che le sanno, Sassuolo le sanno, perché non devono saperle. No, perché è una terra di alpini come il Friuli o come il Veneto, diciamo, la si dà per scontata. Come voi qua o come loro qua, però comunque ci sentiamo alpini e siamo alpini anche noi. Sì, da sempre. Certo, non lo intendevo sul fatto, magari quando raccontavate la vostra esperienza. Noi piccolini, ma le abbiamo le montagne a Sassuolo, Abbiamo il Cimone che è 2000 metri, poi abbiamo tutte... C'è anche l'Appennino tosco-emiliano. Sì, il Sassuolo è un reclutamento alpino, Sì. È sempre stato il reclutamento alpino, adesso l'esercito è sparito, non c'è più, e buonanotte. Ma cosa ne pensa lei di questo fatto? Penso che era meglio mantenerlo. Perché? Perché innanzitutto il giovane prendeva una inquadratura diversa, non come adesso che non capiscono niente, non sanno che rivolte fanno, non si capisce niente cosa fanno adesso, cosa protestano. Ve lo dica lei. Non lo so io, cosa protestano, non sanno neanche loro, e quando fanno le piazzate intervistano la gente, non sanno neanche per cosa vanno lì in piazza a protestare, e poi ci vanno perché c'è i cantanti. Ah, dice va bene, perché c'è il cantante, quindi si ascoltano il concerto. Senta, no, ci vuole un po' di educazione e di rispetto. I giovani hanno perso l'educazione e il rispetto. Verso i genitori, verso gli amici, verso tutto. Verso tutti. La scuola, la religione, le case, l'educazione, tutto. 15 giorni, un mese, ci vorrebbe fatto per tutti. Grazie. Allora noi intanto restituiamo la linea a Omar Costantini. Dove? Quasi. Sì, guarda che qui deve manovrare le macchine. Sì, riprendiamo la linea dal piazzale dove ci sarà il rancio alpino. Stanno raggiungendo adesso gli ultimi, insomma, del corteo la piazza. Tra poco ci saranno ulteriori discorsi, siamo in attesa, insomma, di avere... ecco, andiamo a sentire. Ora il comandante dell'8° Reggimento Alpini, colonnello Lorenzo Rivi, seguito dal vessillo dell'associazione Maidaur, scortato dal presidente Daniele Furlaneto, e dall'ultimo comandante del battaglione Gemona, colonnello Enrico Baisero, passeranno in rassegna lo schieramento. Schieramento, attenti!
Siamo giunti al termine della cerimonia. Ringrazio tutte le autorità civili e militari, le sezioni alpine, i gruppi alpini, tutti gli alpini del battaglione Gemona e tutti i presenti. Di nuovo grazie e buona domenica. Il comandante, il colonnello Lorenzo Olivi darà l'attenti e il rompete le righe e voi dovete gridare Maidaur. Prego. Battaglione Alpini Gemona, attenti! Rompete le righe! Vai! Grazie, grazie. Dunque avete visto, avete sentito le tante storie degli alpini delle penne nere, avete visto la grande festa a Gemona che finirà ora con il rancio, bellissime immagini, insomma una grande festa. Noi però adesso riprendiamo la linea per questa prima edizione per tornare a parlare insomma degli argomenti di attualità, anche di cronaca. Io vi farei subito vedere le immagini di Matteo Salvini che sta parlando al Congresso federale della Lega, qualche istante, qualche minuto e poi torniamo in linea. Qualcuno la deve produrre questa benedetta ricchezza, altrimenti c'è poco da redistribuire. È anche vero che se un terzo degli italiani stasera va a letto con una cartella esattoriale che gli toglie il sogno, gli toglie la speranza, gli toglie la fiducia, gli toglie il respiro e gli toglie la voglia di uscire a lavorare domani mattina, ecco, una grande, salutare, equa, giusta, definitiva operazione di pace fiscale, di rottamazione delle cartelle esattoriali deve essere la nostra priorità politica per ridare respiro all'economia. E siamo qua, siamo a Firenze, parliamo di sicurezza, parliamo di immigrazione e a Firenze non possiamo non omaggiare quella grande donna libera che è Oriana Fallaci. È difficile scegliere un passaggio di Oriana Fallaci con la ricchezza che ha prodotto nella vita. Non capite o non volete capire che se non ci si difende, se non si combatte, la jihad, la guerra santa islamica contro gli infedeli, vincerà e distruggerà il mondo che siamo riusciti a costruire. Questo non è fanatismo, non è razzismo. Adesso vedo che ci sono liste di proscrizione, penso che in Italia tutti siano liberi di fare quello che vogliono, anzi probabilmente in alcuni fronti c'è l'anarchia, non c'è il rispetto. Però se tutte le confessioni religiose hanno sottoscritto un accordo con lo Stato italiano, perché prima delle leggi del nostro Dio ci sono le leggi che regolano il nostro vivere civile, c'è il diritto penale, c'è il diritto civile e quindi uno può essere ebreo, valdese, Hare Krishna, protestante, cattolico, ateo, buddista, ognuno può e deve credere nel Dio che vuole. Io penso che fino a che la confessione islamica non sottoscriverà un accordo e riconoscerà la reciprocità con lo Stato italiano, sia nostro dovere non concedere nessuno spazio a chi non riconosce la supremazia del diritto rispetto ad altri ragionamenti. E visto che purtroppo, nonostante i dati delle forze dell'ordine dicano che c'è un meno 30%, per fortuna, di omicidio di donne, di ragazze, di madri, di mogli, ebbene già sono dei criminali inqualificabili, quelli che in casa nostra per un frainteso sentimento di possesso, di bramosia, di gelosia, se tu uccidi quella non è gelosia, sei un criminale, sei un delinquente, non sei un uomo geloso, sei un delinquente.
non c'è possesso, però per qualche cultura la donna vale meno dell'uomo, la donna è un oggetto, l'uomo può divorziare e la donna no, l'uomo può lavorare e la donna no, l'uomo può imparare l'italiano e la donna no. Ecco, io non voglio che i miei figli crescano in un'Italia dove diamo pezzi di città a gentaglia che ritiene che la donna sia inferiore all'uomo. Questa non è tolleranza, questo è il suicidio di una cultura. E quindi le riforme, l'autonomia, il presidenzialismo, la riforma della giustizia, i temi dei giovani, dell'innovazione, della cultura, della scuola che rimette al centro i ragazzi e gli insegnanti, non qualche cordata sindacale. E a questo proposito ringrazio Beppe Valditara perché ha fatto, al di là di tutti i provvedimenti economici, però sta restituendo dignità a uno dei mestieri più preziosi del mondo, che è quello del maestro, della maestra, dell'insegnante e del professore, che è fondamentale. E poi, per entrare nella terza cartella, il tema della salute, il tema della sanità, il tema delle liste d'attesa. Ringrazio la Lega perché, partendo da una battaglia dei giovani, è arrivata a portare a casa dal prossimo anno accademico una battaglia di civiltà che è il superamento e l'eliminazione del test a crocette per fare i medici e per entrare in facoltà medicina. Non sarà più la sorte a decidere, ma sarà la bravura. Ecco, arriviamo alla politica estera, arriviamo a quello che ci circonda. Se ci sono 800 miliardi da spendere, è nostro dovere non spenderli in armi e in proiettili, ma spenderli in ospedali, scuole, salute e lavoro. Dunque avete sentito le parole di Matteo Salvini, avete sentito, ha parlato anche del test di medicina, ha parlato di medici, di sanità, ha parlato anche di temi, e sta parlando ora anche di temi internazionali. Insomma, poi ovviamente sentiremo anche le sue parole nei nostri telegiornali a partire questa sera dalle 19:30. Come detto, Matteo Salvini, congresso federale che è iniziato ieri. Matteo Salvini aveva detto: siamo una famiglia, aprendo i lavori del congresso. Presente ieri anche il presidente Luca Zaia, ancora freddo sull'ipotesi Vannacci come possibile vice Salvini. Sono nato e morirò in Lega, le parole del presidente del Veneto. Questo non è un congresso di partito. La Lega non è un partito, la Lega è una comunità, è una famiglia, che è un'altra cosa rispetto ai partiti. Una famiglia, non un partito. Così Matteo Salvini dà la carica al popolo della Lega a Firenze per un congresso di 2 giorni dall'esito in parte già scritto, con i singoli territori che però vogliono pesarsi. Tocca ad Alberto Stefani rappresentare il Veneto, in particolare la sua mozione identitaria, autonomia, la parola d'ordine. Credo nel valore dell'identità, nella capacità di riconoscersi nel proprio territorio. Io mi sento leghista per questo, perché prima di tutto viene la mia comunità, viene il mio comune, la mia provincia, la mia regione, prima dello Stato. Questo significa essere leghisti. Riarmiamoci non di odio, non di violenza, non di armi da fuoco. Riarmiamoci con il coraggio, con la passione, con la determinazione. Riarmiamoci di entusiasmo. A Firenze la Lega cerca una sintesi dopo le tensioni accumulate nel corso dei mesi, soprattutto in Veneto, conciliare sovranismo e autonomia. Questo sembra l'obiettivo. La prima istantanea è quella di Salvini che intervista Elon Musk. E la libertà di espressione è una di tante libertà che abbiamo e che dovremmo avere come società civile. Ricordiamoci che le idee dovrebbero vincere sulla base delle argomentazioni a sostegno di queste idee.
Dall'altra parte Luca Zaia, che al momento della proclamazione nelle prossime ore sarà al Vinitali, con i giornalisti, il presidente del Veneto, parla innanzitutto di dazi. L'Italia deve andare con l'Europa, dopodiché l'Italia può fare da pontiere, visto e considerato il ruolo che ha avuto e diciamo il rapporto che ha con questo governo. Guardando al congresso, Zaia risponde così a chi gli chiede perché non sia mai diventato segretario. Non mi sono mai candidato, no, non sono il Toto Cotugno della Lega. Quanto all'ipotesi Roberto Vannacci, vice di Salvini, Zaia continua a frenare, parlando anche, solo apparentemente en passant, del suo futuro politico. Perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto, per cui al momento il problema non esiste, visto e considerato che per essere vice segretari bisogna essere tesserati. Vi saluto, ragazzi. E se si tessera in 5 secondi diventa vice segretario? Mi farò presentare a chi è così bravo e veloce. Tu resteresti nella Lega con Vannacci? Io nasco in Lega e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui. Queste le parole del presidente Zaia. Rimaniamo a parlare di politica. Matteo Renzi visita il Veneto per presentare il suo libro L'influencer, riferendosi a Giorgia Meloni, e così parla anche di dazi di Luca Zaia e di economia veneta. Giorni di preoccupazione per le aziende venete alla luce dell'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, e su questo tema si inserisce la visita a San Donà, Padova e Vicenza del leader di Italia Viva Matteo Renzi, autore di un libro critico con Giorgia Meloni e il suo governo. Qui in Veneto le aziende sono particolarmente preoccupate. Sì, ma tutte le persone normali sono preoccupate, cioè tutti tranne Salvini, che infatti è l'unico che ha detto che i dazi sono un'opportunità. Salvini è il vicepresidente del Consiglio. La Lega qui prende un sacco di voti, forse più per Zaia che non per Salvini. Io devo fare i conti con la realtà. Chi ci governa e rappresenta anche me che non li ho votati, rappresenta anche l'opposizione. Dovrebbe fare l'interesse delle aziende. Critica la Lega da parte di Renzi, o meglio al suo segretario Matteo Salvini. Quanto al terzo mandato per Luca Zaia, per Renzi l'importante è che si arrivi a una decisione definitiva. È evidente che Zaia non è Salvini, ma è evidente che qui comunque domani Salvini viene rieletto segretario della Lega e di conseguenza la Lega è Salvini, quindi no, noi non stiamo col centrodestra. Quanto al terzo mandato vediamo che cosa decide la Corte il 9 di aprile. Cioè nel senso che non lo esclude lei completamente? Ma decide la Corte Costituzionale. Se c'è una cosa buona è che questo dibattito il 10 di aprile sarà chiuso, poi se accettano il terzo mandato vedremo che cosa accadrà. Infine la zona rossa, da ex sindaco di Firenze, Renzi non può rispondere, è passato troppo tempo e le condizioni sono cambiate. Dunque domandare a me cosa avrei fatto oggi, 15 anni dopo, in un clima diverso, è una domanda a cui non posso dare una risposta. Penso che il dibattito politico sulla zona rossa riguardi i giordani e i padovani. Vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui e parleremo ovviamente con lui anche di questo congresso federale che è ancora in corso, sta ancora parlando il premier Matteo Salvini. Alessandro Manera, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti e buon appetito per chi sta mangiando. Ecco, partiamo invece da una cosa importante. Zaia ieri ha parlato, oggi l'abbiamo visto al Vinitali. Un'assenza insomma che aveva un po' diciamo in un giorno clou, quello di oggi per la Lega, che aveva un po' lasciato così titubanti tutti, però insomma polemiche che poi si sono placate. Lui è arrivato sabato e ha detto: sono nato in Lega, morirò in Lega, ma su Vannacci rimane un po' fermo e un po' freddo. Sì, beh, allora intanto mi è piaciuto tantissimo ieri il governatore. È una polemica anche un po' sterile questa, perché io sono qui, il sindaco a Firenze, a votare, cioè chi amministra deve anche prima pensare ad amministrare, e il Vinitali è un'esposizione mondiale, internazionale sicuramente, e quindi è giusto che il governatore dia il massimo, perché poi ci sono produzioni, ci sono lavoratori, ci sono industrie. Questa dei dazi peraltro è una preoccupazione forte, quindi è giusto che lui sia lì, se lui lo ritiene ovviamente, per dimostrare che c'è, che l'amministrazione regionale c'è, e quindi peraltro certi dibattiti si possono seguire anche in streaming, non è più un problema che se non sei presente non va avanti. Ieri c'era, ha parlato, mi sembra abbia parlato in maniera forte, l'ho visto molto pimpante e mi ha fatto piacere, perché ha fatto sentire la voce ancora di un Veneto forte, di una Lega nel Veneto, di una Liga forte, quindi sono stato veramente contento. È stato un passaggio che mi è piaciuto tantissimo. So che il governatore è amante dei cani come me, e quindi non era
denigratorio verso i cani, perché ha detto noi non siamo fedeli perché i cani sono fedeli, siamo leali. Non voleva essere denigratorio verso i cani, sono sicuro, ma dire che in politica tu devi essere leale. Fedele è quando un padrone ti mostra il biscotto e tu corri, e noi non corriamo sicuramente perché qualcuno ci mostra il biscotto, anche perché a volte il biscotto può essere anche avvelenato. Quindi meglio essere leali, ognuno con i propri principi, e rimanere sulla via che abbiamo seguito fino adesso, che dà anche i risultati del fatto che il governatore è il governatore più stimato d'Italia. Una Lega che deve essere ricompattata in qualche maniera. Allora, un partito nazionale ha sempre delle diversità, cioè adesso non vorrei tornare ai tempi di Rumor che ho visto qualche volta in streaming su YouTube, però cioè, tutti i grandi partiti hanno delle differenze geografiche, divisione politica, divisione strategica, cioè Napolitano all'interno del suo partito, il Partito Comunista, era diverso da altri, da Berlinguer, avevano visioni nazionali, internazionali diverse, eppure un partito, e la Lega, oltre che un partito, è un movimento, quindi non è un luogo fermo, è giusto che ognuno di noi abbia delle idee diverse, ma anche su temi etici, abbiamo idee molto diverse. Io ho sposato veramente la battaglia che ha fatto il governatore all'interno del Consiglio regionale per il fine vita, io ci credo molto, altri non ci credono, però non è uno scandalo dire che in un partito si possono avere idee anche diverse. Poi c'è una sintesi, un congresso è una sintesi, mi fa sorridere quelli che si lamentano che stiamo facendo un congresso, è un esercizio di democrazia che c'è. Un esempio, a Treviso quando abbiamo votato il segretario provinciali ce n'erano 3 candidati e sono andati per pochi voti, ha vinto l'onorevole Dimitri Coin, quindi eppure a fine di quello ognuno poi ha ripreso la sua posizione all'interno della Lega e si ascoltano tutti. Ecco, dopo parleremo di un altro argomento importante, e l'abbiamo accennato, lo hai accennato prima tu, Vinitali e Dazi, però prima la pubblicità, poi torniamo subito in studio. Rieccoci in studio. Dunque abbiamo parlato, sta continuando anzi a parlare Matteo Salvini al Congresso federale della Lega Nord, ma adesso però parliamo del Vinitali perché altra giornata importante, questa a Verona, dove c'è il presidente Zaia e non solo, e dove si parlerà di un argomento che sta davvero scuotendo un po' tutte le persone del settore, che è quella dei dazi. E si diceva, insomma, la Marca potrebbe essere quella più penalizzata rispetto a tutti gli altri. Beh, questo è un problema molto serio, ma non è che si risolve parlandocene tra di noi, perché chi fa i dazi sono gli Stati Uniti e noi dobbiamo risolvere con loro un accordo bipartisan su certi tipi di importazione. Attenzione però a una cosa, perché bisogna anche dircelo, noi in Europa applichiamo dazi fortissimi su tantissimi prodotti che provengono dagli Stati Uniti e da anche altri paesi. Uno di questi si chiama REACH, è sui prodotti chimici in generale. Attenzione che la chimica va su tutta la produzione industriale di tutti i tipi. Anche su materie prime di base l'Europa applica dazi sull'importazione di queste sostanze o dei loro formulati. Cioè noi dobbiamo anche allinearci al fatto che non è che e l'abbiamo applicato molto prima di Trump, sono 12 anni credo che ci sia il REACH, e la sede è in Finlandia. Allora noi dobbiamo capirci bene. Vogliamo una reciprocità con gli Stati Uniti? Bene. Trump in un modo sbagliato secondo me ha posto il problema, però noi non possiamo dire è colpa di Trump, dobbiamo sederci a un tavolo, chi è preposto a livello nazionale, perché non è che possiamo fare accordi bipartisan a livello trevigiano, magari si potesse, magari a livello veneto, così avremo già l'autonomia, però che noi, se noi troviamo un accordo bipartisan con gli Stati Uniti su certi tipi di prodotti, perché questo toccherà anche il vino francese, quindi sicuramente i francesi si sono già attivati a questo punto di vista, però non dobbiamo nasconderci dietro un dito che l'Europa applica già dei dazi nei confronti non tanto degli Stati Uniti, ma da chiunque fuori dall'Unione Europea. Quindi dobbiamo trovare un accordo, dobbiamo trovarlo, perché questo, attenzione, penalizzerà anche la qualità all'interno degli Stati Uniti dei prodotti che arrivano. Dico anche, stiamo attenti, che esistono dei dazi dentro l'Unione Europea tra un paese e l'altro, per esempio sull'esportazione di vino, di alcolici, ci sono paesi che applicano una tassa di importazione, la Polonia è uno di questi, applica €1 a bottiglia solo per fare la registrazione della bottiglia, quindi è un dazio imposto sull'importazione di vino. Quindi è un mondo molto più complicato di come lo disegniamo e dobbiamo anche trovare, una volta che sarà finita questa guerra, una volta che le parti
ci saranno fermate, anche rivedere quello che è il mercato verso est, perché la Russia per le aziende italiane era un mercato molto importante. Dobbiamo rivedere questo tipo di attività, perché altrimenti noi non possiamo continuare a dire qui no, qui no, qui no, qui no. E noi abbiamo sempre pensato che l'esportazione porta la marca, il Veneto in generale, ma l'Italia al di fuori dei nostri confini. Non possiamo fermarci nel non trattare, come ho visto oggi, contro Trump. Anche questa cosa di pensare che un paese come gli Stati Uniti sia governato da solo un uomo, non è così. Non funziona così, sono lobby molto più grandi e dobbiamo sederci a trattare con queste lobby negli Stati Uniti, in cui il termine lobby lì è visto in maniera positiva, e dire perfetto, come riusciamo a riequilibrare questo tipo di costo di importazione? Questo tutto se Trump decidesse di voler ascoltare, perché insomma il timore era proprio questo da parte insomma di tutte le persone del settore vitivinicolo, io parlo insomma della marca ma non solo. Si chiamano trattative proprio perché si tratta, qualcosa dovremmo mettere sul piatto noi come europei di contraltare rispetto a quello che chiedono gli Stati Uniti, cioè è normale. Ecco, Zaia proprio sui dazi sta dicendo nuovi sbocchi sì, ma l'USA restano mercato d'elezione. Certo, perché è un mercato, stiamo parlando di gli Stati Uniti, credo siano 350 milioni di abitanti, sono considerati un popolo high spending da questo punto di vista, quindi spendono per certi tipi di bevande, di cibi, e quindi noi dobbiamo trovare un allineamento con loro, ma viene sempre da una trattativa fatta mettendo sul piatto anche qualcos'altro, e gli Stati Uniti più volte ci hanno sottolineato che l'esportazione dagli Stati Uniti all'Europa dei prodotti chimici è daziata in maniera importante. Possiamo pensare di riequilibrare questo, ma qui ci sarà tutto il governo, credo che la Meloni sia già in campo, ma anche Salvini credo che avrà qualcosa da dire su questo, perché altrimenti noi non possiamo fermarci. Teniamo conto che indirettamente il Veneto è ancora più colpito rispetto, e la Marca, ma forse più che la Marca anche il Vicentino, il Padovano, perché noi siamo grandi fornitori dell'industria automobilistica tedesca, di componenti. Se l'industria automobilistica tedesca si ferma come si sta fermando perché non stiamo esportando negli Stati Uniti, è un altro grande colpo per il Veneto. Quindi non solo il cibo, il vino, ma anche l'industria pesante per noi è importante. Chiudo dicendo che un'altra situazione di dazi mondiale da risolvere è quella sull'acciaio, perché se non risolviamo quella, gli unici che faranno tanti soldi sono indiani e cinesi, perché hanno produzioni interne e non hanno bisogno di esportare da noi a loro. È sì, purtroppo una questione che sarà dibattuta fino a quando non si troverà una quadra di questa vicenda, anche se non è proprio vicinissima per il momento, però questo sta sicuramente insomma, creando timori un po' in tutti i settori, come dicevi tu, non solo quello vitivinicolo. Io ho parlato del vitivinicolo perché insomma c'è il Vinitaly, giustamente, e quindi era lo spunto per questo, però effettivamente tanti settori che sono in un momento già difficile questo, e questo insomma di certo lo spettro dei dazi sta creando ancora più timori. Però d'altronde è un dato oggettivo, quando l'Unione Europea, e per molti anni l'ha fatto, negli ultimi anni l'ha fatto io non sono uno che si sbilancia nel dire, a me non piace quando noi ci sbilanciamo nel dire contro la von der Leyen, contro Trump, contro Putin, perché i paesi sono molto più complessi. Cioè non è che c'è una persona che comanda, cioè certo il presidente comanda, però è molto più complessa la politica di un paese. Non è fatta solo di una persona, perché altrimenti banalizziamo dicendo contro Putin, contro la von der Leyen, cioè non è così, è una macchina molto complessa, anche borsistica, perché vediamo come ha ballato la borsa in questi giorni, in cui noi dobbiamo allinearci, cioè anche la von der Leyen con certe dichiarazioni, ma tutto il governo europeo degli ultimi anni non ha dato grandi spunti, perché da una parte si è messa contro il blocco est, adesso vuole mettersi contro il blocco degli Stati Uniti, e ricordiamoci, proprio dovremmo anche ricordarselo, che se in questo paese possiamo vivere, discutere io e te qua liberi, è proprio grazie agli Stati Uniti che sono intervenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche un dazio morale noi dobbiamo pagarlo, e dobbiamo trattare gli Stati Uniti, che hanno eletto un loro presidente, perché non è che è un dittatore della Repubblica delle Banane, anche con un certo rispetto, e tante volte
l'Unione Europea non tratta gli Stati Uniti con il rispetto che devono dare, perché loro non criticano come è eletta la von der Leyen, e io non ho mai scritto il suo nome da nessuna parte, né io né te nessun altro, a differenza magari del Presidente eletto degli Stati Uniti, che è stato votato da più di 100 milioni di persone. Cioè, non banalizziamo quello che è la politica, perché altrimenti rischiamo, non dico a te ovviamente, dico in generale, i giornali a volte leggo delle dichiarazioni molto banali in cui non si tiene conto che la politica è molto più complessa di quella che vediamo. Ecco, io adesso vi farei vedere un servizio, dovremmo adesso vedere se riusciamo a mandarlo in onda e torniamo invece a parlare di Treviso. Abbiamo parlato tantissimo di risse, di controlli, perché ce ne sono stati controlli straordinari soprattutto nella zona un po' più calda che è via Roma. Abbiamo visto che c'è stata ancora una rissa, un ennesimo litigio scoppiato l'altro pomeriggio sempre in all'altezza di via Orioli. Non so se riusciamo a mandare in onda il servizio, così poi lo commentiamo. Questo è un altro dei punti, insomma, difficili, dei fenomeni da riuscire a risolvere. Il servizio. Un apprezzamento di troppo ad una ragazza nei confronti della quale pare un giovane avesse pure cercato di allungare le mani. Un altro ragazzo che cerca di difenderla, scoppia così la lite che poi coinvolge anche un terzo giovane ed in pochi istanti dalle parole si è passati ai fatti con pugni e calci. Venerdì pomeriggio sono da poco passate le 5. L'alterco inizia in via Orioli, poi i litiganti si mettono le mani addosso e finiscono per picchiarsi in via Roma sul marciapiedi davanti alla tabaccheria tra decine di persone. I primi ad intervenire sono stati i militari di Strade Sicure. Poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine a sedare gli animi ed identificare i ragazzi. Uno, che nella colluttazione ha riportato una ferita al volto, è stato medicato all'ospedale di Treviso. Sono sempre gli stessi, lamenta sconsolato un commerciante della zona, ma di solito questi fatti accadono il sabato pomeriggio, quando bande di giovani si appropriano della zona e basta un nulla perché scoppi la rissa. Una questione, quella della violenza giovanile a Treviso, sulla quale nei giorni scorsi si erano accesi riflettori nazionali dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in audizione alla Commissione Segre al Senato, aveva denunciato un incremento della delinquenza minorile del 400%. Questo è un punto, diciamo, un argomento caldo di Treviso. Rimane, insomma, ci sono delle zone che comunque non siamo, insomma, in tutte le città italiane succede, non solo italiane, però insomma questo è un punto, un argomento caldo di Treviso. Sì. Parliamo di giovanissimi, giovani, molti minori, l'abbiamo visto. Adesso vediamo l'episodio, perché poi altrimenti qua raccontiamo il mondo fatato dove magari qualcuno ha vissuto e non è vero. Cioè, un ragazzo fa un apprezzamento a un'altra ragazza e c'è una scazzottata tra due giovani fermati immediatamente. Cioè, adesso non vorrei andare a vedere le cronache di 30 anni fa, ma che un ragazzo e un altro ragazzo abbiano fatto una scazzottata, due pugni, perché uno ha fatto apprezzamento a un'altra ragazza, credo che sia la notte dei tempi. Non è giustificabile, ma non mi sembra un episodio così. Tanto è vero, sono stati fermati immediatamente, ma non è che puoi preventivamente impedire una cosa del genere. Questo era un episodio, come dici tu, però di episodi diversi e comunque molto più gravi, insomma. Attenzione, non sto banalizzando, attenzione, no, sto banalizzando. A me prudono le mani a sentire questa cosa qua, perché una tirata di orecchie a sti ragazzi, cioè, bisognerebbe anche dargliela e gliel'abbiamo anche data. Il problema è che, primo, non diamogli la dignità di chiamarli gang. Forse sono baby nella testa, ma gang, insomma, mi sembra una cosa esagerata. Che ci siano dei comportamenti fuori, diciamo, dal limite anche dell'educazione, questo è vero. Successo anche a me, è successo a persone che conosco. Cioè, c'è anche una forma di impunità e che non dovrebbe curare il comune. Dovrebbe curare magari la magistratura dando le condanne. Certo. Quindi, insomma, io andrei a vedere anche di chi, quando deve sanzionare certi tipi di reati, lo fa in maniera leggera, diciamo, derubricandoli a semplici episodi giovanili. No, io continuo a essere dell'idea che un po' di lavori socialmente utili, fatti in un certo modo, no? Far fotocopie, che non si fa neanche più le fotocopie perché ormai siamo tutti digitali. Certo. Un po' di lavori socialmente utili, anche di qualche minorenne che magari gli passerebbero, come diceva nonno, gli calmerebbero le minestrine. E allora
Questo però non può deciderlo il comune. Certo. Questo bisogna che qualcuno A lo legiferi, B chi gli imputa questi tipi di, diciamo di manifestazioni giovanili gliele imponga, e allora sì, dateli al comune. E guardate, da tagliare erba, tirare su rifiuti, pulire le sponde, io ho un elenco di roba da fare che costa il comune. Certo. Pulire la pipì dei cani sulle colonne di qualche padrone che non sta attento, pur sanzionandolo, che il cane... Allora ti calma le minestrine, come diceva mio nonno, e vedrai che la prossima volta non lo fai, porti rispetto a persone più adulte di te, perché la verità è che tanti reati non sono neppure reati. Cioè se passa qualcuno per strada e ti insulto, certo è un reato, potremmo anche portarlo a reato, ma cosa lo portiamo? A giudizio? Ma è una forma di maleducazione. Ecco, questo che è cambiato rispetto al passato. Certo. Perché se io insultavo uno più grande di me, non dico che una sberla me la prendevo, ma il rischio c'era, e allora non lo facevo per la paura, mi prendevo la sua e forse quella di mia madre quando tornava a casa, quando veniva a saperlo. Qui c'è una forma di impunità generale che è legata a un mondo che è cambiato, a dei ragazzi che con i social media, diciamo, hanno mitizzato qualcosa che non era da mitizzare, e quindi queste sono cose che vanno corrette in famiglia, ma magari dando delle sanzioni che poi questi ragazzi si ricordino. Adesso non voglio dire bisogna tornare ai tempi di Pinocchio in cui ti metti dietro la lavagna o a fine lezione continuano a scrivere sono mona, sono mona, però diciamo che a tirar su mozzicone di sigarette o a sfalciare un po' di erba gli farebbe bene, così se lo ricorda prima di farlo. Io ringrazio Alessandro Manera per essere stato qua con noi, vedo che dobbiamo andare in pubblicità, poi ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, io vi ringrazio davvero, insomma, e poi faremo comunque anche un po' una sintesi di quello che sarà, che accadrà nel congresso della Lega. Grazie davvero, pubblicità. Grazie. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti, poi cedo la linea, subito lo vedo, al nostro Lucio Zanato. Intanto Antonella Tocchetto, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Partito Democratico, e Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. Subito andiamo da Lucio Zanato, che l'avevo visto già, eccolo qua in pole position a Padova. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai tuoi telespettatori. Mi dispiace che non sia rimasto l'assessore Manera, perché io sono qui con Maurizio Antonini di CIA Veneto, ma anche CIA Padova, perché vi devo dare una notizia. Ad esempio qui a Padova il comune di Padova ha fatto perequazioni, per cui ha cambiato destinazione d'uso dei territori, per cui ha riportato all'agricoltura aree che dovevano essere edificate e le ha date a delle aziende agricole per produzione. Quindi c'è una produzione del comune di Padova fatta a Padova per i padovani. Direttore, siete innovativi. Siamo innovativi, ma questo passa con la concertazione, passa con le proposte delle organizzazioni agricole di CIA Agricoltori Italiani, in cui poniamo con determinazione e forza lo spreco del suolo. Oggi non deve esserci questo. A Padova ci è stata fatta questa perequazione col Basso Isonzo, per noi è estremamente importante, però ricordiamo sempre che il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia per consumo del suolo. Dobbiamo interrompere questa fascia negativa e dare la possibilità agli agricoltori oggi di produrre e di condurre terreni agricoli. Tra l'altro a chilometro zero, per cui avrete la birra padovana tra poco, perché tra l'altro non è che coltivino radicchio rosso, cose, no, radicchio, coltivano frumento, lupolo e quant'altro per fare la birra padovana a Padova, in comune a Padova. Sì, e quindi valorizziamo un prodotto del territorio su un territorio importante come quello di Padova. Ecco, però noi siamo qui perché oggi c'è la promozione del territorio e agricoltura, questa iniziativa della CIA di Padova, per cui ci sono una serie di iniziative. Dietro di noi siamo nel ghetto, nel cuore di Padova, dove c'è Ghetto in Fiore, quindi parleremo anche di florovivaismo, però voi avete fatto questa iniziativa perché è sempre più importante avvicinare i cittadini agli agricoltori, perché delle volte si va un po' in contrasto, mi viene in mente ad esempio gli impianti di biogas oppure gli impianti agrivoltaici.
Beh, quella è un'altra cosa molto importante che a noi sta a cuore, ma poi avremo modo anche di affrontare questo argomento. Vede, oggi la difficoltà che noi oggi abbiamo è quella di far capire il valore dell'agricoltura e il valore degli agricoltori. Gli agricoltori non sono solo quelli che producono prodotto, ma sono quelli che fanno territorio, fanno ambiente, fanno paesaggio e quindi anche turismo. E quindi legare questi due elementi per noi diventa importante, agricoltura quindi è il futuro. Però vede, l'altro aspetto ancora più importante è la valorizzazione del prodotto. Il prodotto deve essere legato al territorio e questa è la scommessa che noi oggi tutti mettiamo in campo sia qui a Padova ma nel Veneto e a livello nazionale. Il Made in Italy è importantissimo e valorizziamo i nostri prodotti con il nostro territorio e quindi valorizziamo la redditività anche delle nostre aziende, quindi ai nostri consumatori, ai nostri concittadini diciamo attenzione sempre all'etichetta, controllate da dove viene quel prodotto e se magari quel prodotto viene da Padova, magari nel Veneto e magari in Italia, è un elemento importante per dar valore agli agricoltori. Però parliamo invece anche del biogas e del fotovoltaico. So che è una provocazione, però è importante comunicarle ai cittadini, perché ormai non si parla più di impianti di biogas, ma si parla addirittura di bioraffinerie. Pensate che con gli scarti si crea addirittura un film dove le cellule della pelle possono rigenerarsi e vengono utilizzate per i grandi ustionati. Questo avviene dallo scarto del biogas, quindi bisogna pensare in maniera diversa anche questi impianti. Beh guardi, bisogna pensare sicuramente in maniera diversa e valorizzare comunque il territorio, valorizzare comunque le comunità che sono in quel territorio. Oggi abbiamo la necessità di fare impianti fotovoltaici e impianti anche di biometano. Viene questa necessità perché l'energia rinnovabile, ci siamo accorti in quest'ultimo periodo, è un elemento determinante. Gli agricoltori sono di fronte a questo punto. Però vede, sugli impianti dell'agrofotovoltaico o del fotovoltaico noi diciamo sì a questi impianti, ma nelle zone dismesse, nelle aree marginali, nei tetti dei capannoni. Perché? Perché non dobbiamo utilizzare terreno agricolo. Per quanto riguarda gli impianti di biometano noi siamo consapevoli del fatto che sono impianti importanti per la produzione di energia rinnovabile, ma siamo altrettanto importanti che questi impianti devono nascere e crescere anche con la comunità locale, quindi la condivisione col territorio e con le comunità locali è un elemento determinante e importante per la valorizzazione di tutto ciò. Grazie al direttore. Un'ultima battuta invece la facciamo con Luca Trivellato, che è il presidente di CIA Padova. Perché? Perché parliamo qui invece di florovivaismo ed è un altro dei temi importanti anche per la provincia di Treviso. Florovivaismo nella vostra provincia come sta andando e soprattutto la promozione del florovivaismo in aree come questa è fondamentale per lanciare questo settore. Sì, assolutamente, è uno di quei comparti che sta dando soddisfazione alle nostre aziende agricole. Ricordo il distretto di Saonara, più di 400 aziende florovivaistiche che insistono su quel territorio, che producono eccellenze con grande sapienza e anche con innovazione. E per quanto riguarda invece i giovani, ultima battuta? È sicuramente un'opportunità anche questa, vanno tenuti sotto controllo quello che sono i costi aziendali, però è una prospettiva che si può ragionare rispetto al futuro anche del nostro settore, vedendo nei giovani una risorsa e permettendoli di continuare nel nostro lavoro. La redditività è fondamentale e contiamo insomma che la specializzazione aiuti in tutto questo. Allora Daniela, mi pare che di carne al fuoco ne ho lanciata tanta qua da Padova per i tuoi ospiti. Mi viene in mente Antonella Tocchetto con l'impianto fotovoltaico sopra la discarica di via Orsenigo, mi viene in mente Marco Della Pietra e gli impianti di biogas che so avere nel comune di Spresiano. Insomma, tante cose da discutere anche con sindaci e amministratori locali. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche ai suoi ospiti, ovviamente poi parleremo anche di questo, però io prima vorrei fare una domanda politica ad Antonella Tocchetto e Marco Della Pietra. Elezioni, un po' lo scontro su queste elezioni, le date, insomma ovviamente si attende ora di sapere che cosa accadrà anche per quanto riguarda la campagna. Questo potrebbe essere poi una svolta anche per il Veneto, dovesse cambiare, però lo dico, potrebbe, ho detto, mi ha fatto molto ridere la faccia di Marco. No, ma io stavo pensando a tutt'altro, ho detto dalla campagna alla campagna, capito? È un attimo, stavo pensando a quello. Allora, per quello che riguarda il Partito Democratico, le date io penso che sia giusto votare a novembre, basta, insomma, anche perché sennò fino al prossimo aprile con sempre la questione Zaia mi pare che sia veramente ormai
impossibile da sostenere, anche se lo devo dire, Crisanti, che è anche uno che si è proposto come candidato del centrosinistra, lui dice che ci vuole più tempo e bisogna votare, e sarebbe interessante votare in aprile. Io invece credo che sia importante votare a novembre. Noi tra l'altro il prossimo sabato e domenica 12 e 13 aprile con tutta la coalizione avremo banchetti in tutto il Veneto, perché proporremo il nostro programma elettorale, perché finora si parla sempre solo di nomi, ma invece bisogna parlare di programmi, che è molto più importante, perché dalla sanità alle infrastrutture credo che ne abbiamo molto da dire. Però io sono per novembre, anzi sarei addirittura per settembre, così finisce l'agonia anche per i candidati. Io a ottobre, così no, dicevano che la virtù sta nel mezzo, per cui io devo dire che mi cambia poco a livello così politico. È vero che però non se ne può più, cioè basta, e terzo mandato sì, terzo mandato no, e elezioni a luglio, agosto, settembre, ottobre. Basta, io mi auguro che davvero lo spartiacque sia mercoledì, mi pare, il 9, c'è questa sentenza sul ricorso fatto da De Luca per la Campania, certo. E mi auguro, ecco, che poi dopo nel giro di 15 giorni si possa anche dire, intanto quando si andrà al voto, poi si comincia anche a fare il nome del Presidente, che non è proprio cosa da poco nemmeno quella, e assolutamente sono d'accordo, partiamo con i programmi, che credo sia la cosa più importante, parlare di programmi, questo è poco ma sicuro, per cui oggi è domenica, lunedì Vinitaly, martedì anche un po' Vinitaly, mercoledì finisce Vinitaly e c'è la sentenza, e poi si dovrebbe, insomma, chiudere un po' il cerchio. Io me lo auguro, perché... anche perché davvero diventa una pantomima. Cioè, adesso guarda, veramente ecco, le cose di cui parlare sono altre, credo. Ecco, anche come ultima cosa era il fatto che, insomma, la gente vuole sentire un po', come diceva anche Antonella e Marco, insomma, un po' il programma, perché poi alla fine questo balletto delle date porta un po' all'esasperazione anche la gente. Sai, ecco. Io sono convinto che comunque poi dopo i programmi, guarda, in campagna elettorale i programmi si assomigliano sempre un po' tutti, no? Credo che sia importante anche sapere chi sarà il punto di riferimento, certo, su cui le coalizioni puntano, per l'appunto, scusatemi il gioco di parole. Sappiamo bene che l'elezione regionale si basa tantissimo sulle persone, e quindi io credo che quello sia già un punto fondamentale, e poi dopo chiaramente si andranno a snocciolare quelle che sono le peculiarità dei due schieramenti, diciamo, principi, e poi dopo anche degli altri. Sì, anch'io ritengo che appunto le persone sono importanti, è bene che ci sia anche, come dire, lo scontro tra le due posizioni, perché poi alla fine sarà un centro-sinistra, un centro-destra. E anche, ricordiamo anche che i dazi entrano anche a pieno titolo purtroppo nella nostra campagna elettorale, perché il Veneto è una regione che esporta moltissimo, e quindi bisognerà anche che nel futuro il futuro presidente dia anche, o la presidente anzi, dia anche un indirizzo ovviamente per quello che succederà anche dal punto di vista economico, perché per tanti anni siamo stati la locomotiva, adesso però è tutta l'Italia in difficoltà, tutta l'Europa può essere in difficoltà, e quindi è molto importante che anche sulle questioni economiche si discuta molto. Volevo anche dire che, diceva prima Marco, lunedì Vinitaly, ecco, per noi lunedì, domani è il 7 aprile, molto importante la ricorrenza del bombardamento di Treviso, e invito anche tutti i telespettatori ad essere presenti in Piazza dei Signori al ritocco delle ore 13, perché è comunque dopo 80 anni ancora dobbiamo giustamente ricordare e non dimenticare che la guerra è una cosa brutta. E c'è anche la diretta di Antena 3. E c'è anche la diretta di Antena 3. Noi siamo abituati a parlare di giovani purtroppo nell'ultimo periodo, insomma, in maniera a volte positiva, molte volte in maniera, insomma, diciamo negativa, con giovanissimi che sono protagonisti, li abbiamo visti purtroppo, di reati, con zone di Treviso che sono calde, non solo zone di Treviso ma anche in altri comuni, ma insomma parliamo anche di giovani una volta, dopo invece torneremo a parlare di questo, insomma in un altro aspetto positivo, giovani coinvolti nella politica, giovani che diventano sindaci, insomma di un consiglio comunale giovane, di ragazzi, e in questo caso di Spresiano con, se dico bene, Letizia Bidinotto. Assolutamente sì, Letizia che io facciamo vedere le immagini, se ce la mettono, eccolo qua. Del Consiglio dei ragazzi di Spresiano,
ieri c'è stata la proclamazione, non so chi fosse più emozionato di due, se io o lei. E poi c'è anche Leonardo Santoro che è il Adesso vice vediamo di sindaco. mettere subito qualche, che non so se è questo. Però... Leonardo, sì, è questo qua di spalle. Qui, che è di questo qua di spalle. spalle. Però insomma poi dopo ci sono altri 12 componenti il Consiglio Comunale e devo dire che era una cosa alla quale tenevamo molto come amministrazione. Purtroppo non ci siamo mai trovati sullo stesso piano con la scuola, ma non perché uno dei due non lo volesse, noi lo volevamo, non perché la scuola non lo volesse, ma perché abbiamo avuto varie vicissitudini con i dirigenti scolastici. Finalmente quest'anno abbiamo una dirigente scolastica fissa che almeno per 3 anni adesso Lucia rimarrà con noi, e per cui grazie al mio assessore Katia Pole, la consigliera Trevisiol, grazie a questo allineamento celeste con la scuola, grazie ai professori, ci sono stati sicuramente dei professori che sono battuti per questa cosa, siamo riusciti a proclamare Letizia ieri, è stato molto emozionante e devo dire che sì, queste cose qua poi non cancellano chiaramente, ma mettono in secondo piano tutte le schifezze che siamo abituati a vedere, magari per colpa di qualcuno, perché lo dico sempre, questa è la gioventù che abbiamo e la stragrande maggioranza è così, non vede l'ora di partecipare attivamente e in maniera propositiva, proattiva a quella che è la vita della cittadinanza, e invece c'è chi va in giro magari a lanciarmi i sassi dentro al cimitero e allora, o col laser. O col laser, a puntare il laser negli occhi. Ecco, questo è quello che vogliamo noi. Questa è un'altra moda? Sì, l'avevo letto sì, tra l'altro a recentemente. Spresiano, anche questo è capitato a un amico, ma non solo a Spresiano, in realtà era sull'asse della Pontebana, dei ragazzini che col laser lo puntano sugli occhi, ma senza rendersi conto che pericolosissimo, in una delle strade più pericolose. Esatto. Beh, allora condivido anch'io e sarebbe bello che anche il Comune di Treviso, che non l'ha praticamente mai fatto, facesse appunto il Consiglio Comunale dei ragazzi. Guarda, anzi adesso mi impegno per promuoverlo, perché credo che sia una cosa molto interessante anche per avvicinare i giovani alla politica, che ultimamente, come dire, stanno ben lontani dai partiti. Credo anch'io che sia importante poi responsabilizzarli, perché per esempio a Treviso proprio qualche giorno fa, martedì 1° aprile, un ragazzino che a Selvana correva con la bicicletta, l'hanno fermato, gliel'hanno rubata proprio dei coetanei e lui ha fatto la denuncia, però è rimasto molto scosso. Ecco. La bicicletta elettrica, fra l'altro. La bicicletta elettrica, ecco, quindi questo non sono bei segnali, però anch'io penso che ci siano invece tanti ragazzi bravissimi, anzi per esempio oggi in piazza Borsa c'è la mostra dei panificatori e sono tutti giovani ragazzi, molti dell'alberghiero, ed è un piacere vederli, perché non solo sono molto affabili, ma insomma hanno fatto i biscotti, il pane, le focacce con le loro mani, e quello, come dire, è la dimostrazione che ci sono tanti bravi ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e che stanno già pensando al loro futuro, che è anche un futuro, ad esempio nella ristorazione, che è per noi anche, come dire, un argomento molto, molto interessante. Però insomma non ci sono solo le baby gang, non ci sono solo i ragazzi che minacciano gli altri ragazzi, però è necessario, secondo me, essere molto propositivi, e quindi la scuola, lo sport, ma anche l'avvicinamento alla politica. Io non so adesso cosa ne pensa anche il sindaco, però ad esempio nei partiti, nel mio partito, non vediamo tantissimi giovani, seppur cerchiamo di coinvolgerli tantissimo. Ecco, bisognerebbe che i ragazzi si avvicinassero anche ai partiti politici, perché anche quella è una scuola educativa civica. Sì, io sono pienamente d'accordo, poi dopo il partito comincia a diventare una cosa assolutamente corretto quello che dici tu, però una cosa un po' più strutturata. Io sono dell'idea che non serve per forza sempre essere strutturati, lo dico anche dal sindaco che è stato civico fino a qualche tempo fa e comunque l'ha fatto lo stesso il sindaco. È vero che l'idea di partito porta la politica, forse dovrebbe portare la politica al livello più alto. Ieri è stato bellissimo perché hanno già cominciato a fare delle proposte e a dire di cosa si stanno occupando, e devo dire che rispetto magari a quelli che erano i retaggi di qualche anno fa, no? Magari delle consulte,
che si facevano e sentivi praticamente per bocca del ragazzino i pensieri dei genitori e sono facilmente identificabili. Invece ieri è stato proprio puro e sta cosa qua è meravigliosa. Loro, per dire, punteranno tantissimo sull'accoglienza e anche questa è una sensibilità che ai miei tempi, per dire, non c'era. L'accoglienza e l'aiuto, quindi mi immagino i ragazzi di terza che accolgono quelli di prima il prossimo anno. Sembra una fesseria, ma in realtà fa tanta comunità. Per cui davvero io sono estremamente orgoglioso di quanto è stato fatto. Non è stato semplice perché anche fare tutte le elezioni siamo stati anche supportati dalla cooperativa La S ed è giusto ricordarla. E adesso insomma si sta proseguendo, adesso cominceremo anche a fare delle uscite pubbliche con Letizia e c'era tanta emozione ieri. Mi auguro che diventi contagioso, ecco, questo approccio. Sì, perché appunto, come dicevamo, insomma, vedere i giovani che si appassionano comunque alla politica, che non è facile, alla comunità, perché questa è la cosa fondamentale, non è altrettanto facile perché purtroppo siamo ormai troppo abituati a dover dire, a parlare dei giovani come nel caso del 12enne a cui è stata sottratta con violenza, lo ricordiamo, la bicicletta. Ma bisognerebbe, e attenzione anche qua, è cambiato proprio il paradigma, no? Bisognerebbe anche far capire ai ragazzini, scusatemi se mi prendo sti 2 secondi, che non è mica da sfigati occuparsi della propria comunità o lavorare per la propria comunità o impegnare il proprio tempo per la propria comunità. Cioè, anzi, è un valore aggiunto e sappiate che anche le istituzioni e anche i grandi ve ne saranno grati, per cui non abbiate paura e non consideratela una cosa, ah no, poi dopo vengo additato come no, il lecchino, quello. Assolutamente no, è per il vostro futuro. Noi cerchiamo di fare il nostro, ma anche voi potete fare il vostro, quindi siete dei grandi, no? No, condivido pienamente perché tra l'altro studiare sui libri l'educazione civica è una cosa, ma metterla in pratica e poter essere protagonisti del cambio di qualcosa, perché se anche questi ragazzi da Spresiano a Treviso potessero portare a casa per esempio un luogo di aggregazione, che spesso è uno degli argomenti che non abbiamo, anche a Treviso non c'è un vero e proprio luogo di aggregazione per i ragazzi, se solo questo riuscissero a portarselo a casa dimostrerebbe per loro, ed è per questo che guarda anche io mi impegnerò per invitare l'amministrazione a costruire un percorso per un gruppo di ragazzi che possano fare, come dire, i giovani sindaci, e questo può essere per loro molto significativo perché possono essere protagonisti delle scelte della loro città, che non è, o della loro realtà e della loro comunità, che non è una cosa facilissima. Proprio bellissimo il messaggio dell'integrazione, perché siamo molto meno noi vicini all'integrazione di quanto magari i ragazzi lo possano essere, che hanno meno schemi rispetto a noi che ormai da persone adulte abbiamo più schemi e siamo abbiamo più paura. Anche, come posso dire, nelle rispettive differenze, perché nella differenza anche politica, certo ci sono delle cose che io non potrei mai accogliere dal centrodestra, e penso al centrodestra nei confronti del centrosinistra, però ci sono delle cose per la comunità che potremmo fare tutti insieme, a prescindere dal colore. Quando sei amministratore lo fai, non è che... Però guardate, ieri loro hanno proposto di creare un team di accoglienza tra pari. Hanno pensato di fare dei corsi a scuola delle lingue, delle etnie più popolose, ma loro hanno detto il rumeno piuttosto che il marocchino, piuttosto che il cinese, che il kosovaro, no? E poi hanno proposto di fare una giornata delle culture. No? Sì, allora sentirselo dire, sai, dei ragazzini in maniera così diretta ha il suo perché poi... fa davvero pensare che giovanissimi, perché questi sono giovanissimi, seconda media la sindaca e anche il vice sindaco riescono a parlare, a pensare di integrazione, di culture, di lingue, in un momento in cui effettivamente si parla di questo in maniera però diciamo non positiva. Certo. Perché io vorrei, prima di chiudere, anche una battuta su quanto ha detto il ministro Nordio. Aspetto proprio 2 minuti solo, una battuta con Antonella Tocchetto e con Marco Della Pietra sull'aumento invece del fenomeno delle baby gang, un aumento
importante da quello che ha detto il Ministro, soprattutto nella Marca. Ma io penso che il Ministro abbia totalmente sbagliato, se ho occasione di vederlo glielo dirò, perché non è che sono le etnie che portano alla delinquenza, addirittura alcuni di quelli che hanno, come dire, che sono imputati per il caso di Francesco, il ragazzo morto, sono dei trevigiani, quindi non è vero quello che lui dice. Qui ci vuole invece un percorso di mettere i ragazzi nelle condizioni di non delinquere. La questione dell'etnia, valida anche per le donne, come ha detto il Ministro, è una cosa detta da un Ministro sicuramente aberrante, ma detta anche da una persona aberrante, perché non è l'etnia. Abbiamo visto che le 2 ragazze purtroppo morte sono state uccise, una sicuramente da un palermitano, quindi attenzione a quello che si dice, attenzione se lo dice un Ministro. Io credo invece che talvolta il politically correct vada messo da parte indipendentemente dal fatto che sia un ministro o qualcun altro a dirlo. L'analisi non è stata fatta ex abrupto dicendo che sono solo certe etnie che fanno i reati, che compiono reati, però che effettivamente alcune etnie siano più propense, questo ragazzi magari è brutto da dire ma è così, e quindi non mi sento di condannare quanto detto dal ministro Nordio. E sono comunque d'accordo sul fatto che si debba cercare di trovare una soluzione al netto dell'appartenenza etnica, assolutamente sì. È vero anche però, perdonatemi, che ve lo dice uno che fa della prevenzione un cavallo di battaglia, ve lo dico proprio in tutta onestà, e investiamo anche parecchie decine di migliaia di euro. Però io credo che la parte punitiva debba prendere una bella linea decisa, perché sai, a me non piace dire punirne uno per educarne 100, però se serve anche sì. La cosa che però voglio ricordare, e mi piace ribadirlo, etnia o non etnia, la stragrande maggioranza dei giovani è pulita, è bella, è propositiva. E noi rimaniamo con l'immagine che abbiamo visto prima, molto bella, della nuova sindaca di Spresiano, tra dei giovani, seconda media, insomma davvero una bella immagine che vogliamo lasciare impressa, per non lasciare impresso sempre l'aspetto negativo dei giovani. E speriamo di replicarla a Treviso. Ecco. Quindi io ringrazio Antonella Tocchetto per essere stata con noi, Marco Della Pietra e anche per questa bellissima cosa che ci ha portato. L'appuntamento per la prima edizione è per domani, ovviamente il nostro telegiornale delle 19:30 di questa sera. Grazie e arrivederci.